Un saluto agli amici che ci seguono per dire alcune parole sulla tradizione e non solo. Un passo indietro verso il futuro, un passo avanti verso il passato. Questo il motto beneaugurante che da anni proponiamo per il recupero delle tradizioni, la salvaguardia della terra, i luoghi, le produzioni enogastronomiche ed artigianali. La Congrega del Tabaro, associazione culturale della quale sono il fondatore e il presidente, da anni si prodiga per questo. Diamo alla nostra vita una dimensione più umana, più sana ed equilibrata. Lavoriamo positivamente per il futuro dei nostri figli e per i figli dei nostri figli. Noi da anni ci stiamo prodigando per far vedere, per far toccare con mano alle persone quello che di buono, di sano, di genuino ci hanno lasciato i nostri padri e che noi vorremmo, senza troppo usare, lasciare ai nostri figli in eredità. Questo lo facciamo attraverso manifestazioni, attraverso mostre mercato itineranti, attraverso, perché no, convivi enogastronomici e culturali, per informare e per far assaggiare, perché diceva il buon Giorgio Gaber, potessi mangiare un'idea avrei fatto davvero la mia rivoluzione. Noi siamo convinti che la sostanza delle cose passi anche attraverso lo stomaco, che poi digerite sicuramente diventeranno grandi idee. Un appuntamento la terza domenica di marzo, oramai da 11 anni, in Piazza dei Signori a Treviso per la mostra mercato del Radicio Verdon da Cortel. Questo piccolo e quasi insignificante ortaggio che è la congiunzione, è il legame fra l'ultimo frutto della stagione invernale, il radicchio rosso di Treviso, e i primi frutti della primavera. Terza domenica di marzo, Piazza dei Signori a Treviso, Radicio Verdon da Cortel. Sani.